Torta di banana con pochi ingredienti. Per la ricetta di oggi metterò 4 banane già tagliate a rondelle in uno stampo di metallo già unto prima. Poi metterò cannella in polvere a piacere sopra. E prima che me ne dimentichi, dimmi da quale città ci guardi, così ti mando un abbraccio speciale. L'abbraccio di oggi va a Elisabetta Rizzi, di Toscana. Sono felice che tu stia apprezzando le nostre ricette. In una ciotola grande setaccerò 1,5 tazze di farina di grano. Sai già come finirà la ricetta di oggi? Poi setaccerò 1 tazza di zucchero. Inoltre aggiungerò un cucchiaio di lievito in polvere per mescolare molto bene tutti gli ingredienti. Così verserò questo composto sopra la ricetta nello stampo di metallo. Sono sicuro che adorerai preparare questa ricetta a casa tua, distribuendolo molto bene in modo uniforme. Questa parte deve essere completamente livellata perché il risultato venga bene. In un altro recipiente aggiungerò 3 uova e 3 cucchiai di burro fuso per mescolare molto bene. Così verserò anche questo composto sopra la ricetta nello stampo di metallo. Il risultato di questa ricetta ti sorprenderà, distribuendolo molto bene sopra. Adoro preparare questa ricetta per mangiarla il venerdì sera mentre guardo un film con la mia famiglia. La mangiano sempre tutta da quanto è deliziosa. In una ciotola aggiungerò 1/4 tazza di zucchero e 2 cucchiai di cannella in polvere per mescolare molto bene gli ingredienti. Questa ricetta è molto veloce e facile da fare. Anche senza esperienza in cucina non c'è modo di avere difficoltà nel prepararla. Sono sicuro che ti piacerà farla. Così metterò questo composto sopra la ricetta ancora una volta. Inoltre questa ricetta è anche molto più salutare e deliziosa delle altre simili che vendono nelle tavole calde convenzionali della città ed è anche fatta con molto più amore e cura. Dopo di ciò porterò tutto al forno a 180 gradi per 40 minuti. Dopo questo tempo taglierò un pezzo della ricetta di oggi per metterlo in un piatto. Sono sicuro che hai già acqua in bocca solo a vedere come sta venendo. Ti sorprenderà. Non restare solo con la voglia e falla oggi stesso anche a casa tua e dimmi com'è venuta. Sarò felice di sapere che l'hai fatta e che ti è piaciuta anche a te. Manda questa ricetta a quel tuo amico che ama molto i dolci con banana. Sarà felice di sapere che hai pensato a lui. Adoro preparare questa ricetta perché è molto economica da fare, perché ha bisogno solo di ingredienti che normalmente abbiamo già a casa, senza dover uscire a comprare quelli che mancano, e così spendere tempo e soldi in più nel processo.